Natascia, una doppietta per te oggi in un match difficile nel primo tempo, anche se nei primi 5 minuti ci sono state 4 occasioni da gol. Sì, eravamo partite molto bene perché avevamo creato molto, anch'io ho sbagliato un gol molto facile subito, poi ne ha sbagliato uno Karin e poi abbiamo forse un po' mollato, diciamo, il primo tempo, poi per fortuna il secondo si è rivisto il Vittorio, anche se potevamo dare ancora qualcosina in più. Dici mollato un attimo dopo il gol loro, magari siete calati un attimo mentalmente solo, non fisicamente. Esatto, cioè è stato più mentale, ma non subito dopo. Secondo me vedevamo che magari il gol non arrivava, loro che perdevano tempo, ci mettevano un po' di nervosismo e quindi ci siamo innervositi un attimo e secondo me è stato lì che siamo mancate. I 15 minuti di pausa sicuramente ci hanno aiutato per dirci calma, abbiamo ancora 45 minuti, andiamo che la facciamo. E il mister magari vi ha dato una scossa a fine primo tempo? Sì, giustamente ci ha detto dipende da voi, cioè se ci credete questa partita la portiamo a casa e così è stato. Elena Virgili aveva detto in settimana ripartire con slancio dopo l'esito di Coppa per le ultime prossime 8 finali. Sì, secondo me la partita di Coppa è stata una parentesi a parte, forse non è stata affrontata con la mentalità giusta, ma vabbè ci può anche stare, l'importante adesso è stare concentrati sul campionato, partita dopo partita, perché come sempre fin dalla prima giornata alla fine sono tutte finali e adesso ancora di più perché tutto dipende da noi. Grazie Natascia. Allora mister, sofferta come al primo tempo dell'andata, poi il tasso tecnico del Vittorio Veneto è uscito, 2 rigori per legittimare il risultato, poi ha chiuso Mella. Sì, è stata una partita combattuta, il Virtus Padova ha messo in campo le sue caratteristiche, le sue capacità, noi comunque abbiamo preso un gol, ci siamo disunite, in spogliatoio ci siamo guardati fisse negli occhi, abbiamo capito che comunque potevamo girarla, 2 rigori sacrosanti, quindi non c'è niente da dire, poi sappiamo che i gol comunque si possono fare in qualsiasi maniera quando tutto è lecito, ripeto io sono completamente soddisfatto della squadra perché ha dimostrato carattere, queste qua sono partite nelle quali noi possiamo solo perdere qualcosa, non abbiamo perso la tranquillità, la serenità, abbiamo giocato palla malgrado un campo, un avversario ostico, quindi complimenti a tutta la squadra, dalle prime alle ultime, anche quelle che comunque non sono entrate in campo perché comunque hanno incitato comunque le proprie compagne. Ripeto, io sono profondamente contento della gara di oggi, poteva mettersi in maniera diversa, questo è limpido perché le occasioni migliori le abbiamo avute prima del gol subito. Però, infatti insomma, lì volevo arrivare, una partenza sprint perché 4 occasioni nei primi 5 minuti non sono poche. Sì, siamo partiti veramente a 1000 all'ora, abbiamo avuto le occasioni, ripeto, come dicevi anche te, più limpide, più importanti. Poi, ripeto, la partita si è svolta in un'altra maniera, siamo stati bravi a non perdere la serenità, a crederci comunque, perché questa squadra ha dimostrato più volte che nelle partite nelle quali la tensione non è a 1000 perché magari l'avversario tra virgolette viene un po' così sottovalutato, abbiamo comunque dimostrato di voler portare a casa i 3 punti e secondo me anche giocando un buon calcio. E anche tranquillamente poi. Sì, sicuramente. Adesso pensiamo alla prossima partita, avremo Marcon, io dico sempre alle ragazze ogni partita è importantissima, oggi ne abbiamo già una in meno da fare fino alla fine. Ripeto, io devo fare veramente un plauso a tutte le ragazze perché oggi hanno dimostrato carattere, volontà, sacrificio e stanno credendo fortemente in un obiettivo che ci siamo poste segretamente all'inizio stagione. Siamo con Laura Spagnolo. Laura, in settimana Bellemo aveva detto daremo del filo da torcere a questo Vittorio Veneto e sinceramente il primo tempo è stato così. Certo, sì, abbiamo provato fin da subito a lottare con il Vittorio Veneto che sappiamo che è una grande squadra e ci abbiamo messo il cuore, grinta e il primo tempo infatti si è visto molto, il secondo purtroppo siamo calate, vari infortuni e abbiamo un po' mollato sinceramente. Un ottimo primo tempo dunque, come all'andata siete andati in vantaggio. Esatto, anche all'andata era successa la stessa cosa su una punizione e noi abbiamo segnato sul colpo di testa all'andata e anche lì dopo noi pecchiamo purtroppo di esperienza, è il primo anno in Serie B però sono sicura che ci faremo. Dici che il calo fisico conta molto e quindi non potete più costruire il vostro gioco poi. Abbiamo sì un calo nel secondo tempo, però noi ce la mettiamo sempre tutta, il cuore c'è, la testa c'è,
ripeto, pecchiamo d'esperienza, ci sono molte ragazze ancora infortunate, dobbiamo concentrarci ancora molto, migliorare per fare un buon campionato ancora. Dietro ha vinto il Pescara, si accorcia un po' la classifica. Sì, ho sentito, è dura e domenica abbiamo lo scontro con il Gordice, dobbiamo lottare e vincere quella partita perché è molto importante e dobbiamo lottare tanto ancora per salvarci. Siamo con Mister Di Stasio. Mister, il Virtus Padova è cresciuto e si è visto, sinceramente, rispetto all'andata. Manca ancora però fisicamente verso la fase finale del match. Ma diciamo che è mancata perché in realtà siamo a ranghi ridotti, nel senso che sapevamo, abbiamo molti infortuni, abbiamo molte assenze e quindi sapevamo, però insomma c'è stato un grande cuore da parte della squadra, alcune decisioni arbitrali sono un po' discutibili, però alla fine insomma io sono soddisfatto di quello che ha fatto le ragazze perché hanno dimostrato in qualche modo di valere un primo tempo alla pari, giocato di rimessa nel quale il risultato tutto sommato andava bene, il risultato finale forse è eccessivo rispetto a quello che si è visto in campo. Più largo diciamo di quello che prevedevi o di quello che speravi di non prendere, diciamola così. Sostanzialmente noi abbiamo giocato per far punti, anche se sapevamo che era molto ma molto difficile, però insomma noi siamo andati in campo con una formazione abbastanza chiusa, come si vedeva noi giocavamo prettamente di rimessa, però in realtà insomma eravamo coperti molto bene, poi insomma c'è stata quella decisione su un fallo non fallo che non c'era, insomma, che ci ha portato la squadra sul 2-1, su quel momento lì insomma abbiamo cercato un po' di ripartire, di portarci in palla, ma in realtà insomma poi un'altra decisione arbitrale con un altro rigore insomma sono cose che poi che pesano, anche perché poi l'ultimo gol è arrivato a tempo scaduto, quindi anche quello era un'altra, quindi insomma io ripeto sono soddisfatto delle prestazioni delle ragazze, sono in crescita e spero insomma a breve di portarle alla salvezza. Anche perché venivate da 2 vittorie consecutive, quindi non era male proseguire magari il cammino oggi. Guardando un attimo dietro, ha vinto il Pescara, si accorcia un po' in questa fase finale del campionato la classifica dietro. Ma noi tutto sommato non è che abbiamo molta paura di questo, nel senso che adesso domenica abbiamo il Gordice, quindi abbiamo uno scontro diretto, poi abbiamo la Federazione San Marino, abbiamo molte partite in casa, a differenza dell'andata, e come vedete voi, avete visto oggi, insomma in casa nostra è sempre difficile poi riuscire ad andare in rete, quindi tutto sommato siamo molto tranquilli e pensiamo insomma di riuscire a salvarci, spero nel minor tempo possibile. Grazie mister. Grazie a voi.